Sfiducerebbe lei il presidente Crocetta? Ma, il cavallo si vede a lunga corsa, lui è a metà di corsa, quindi non so come sarà la parte successiva. Certo, ci sono delle lacune, è anche vero che cosa ha trovato, quindi poverino forse avrà delle difficoltà per poter, però è ben collaborato. Ecco, molte volte il cavallo si vede a lunga corsa, però è ben collaborato. Questa corsa la sta facendo assieme a persone che lo collaborano. Ecco, bisogna chiedersi questo. Quindi gli darebbe ancora una possibilità? Io penso di sì. Sfiducerebbe il governo Crocetta? No. Perché? No, secondo me anche se poco cose buone sta facendo rispetto agli altri. Lei lo ha votato? Sì. Lo rivoterebbe dunque? Sarebbe da non votare per nessuno, ma comunque. Un'ottima persona, un ottimo presidente. Peccato che non lo fanno lavorare. Lei lo ha votato? Sì, Lo rivoterebbe? sì. Sfiducerebbe lei il presidente Crocetta? No, Perché? perché è stata comunque una ventata di novità. Rispetto alle prerogative sulle basi che lui è stato assunto, diciamo che tutti l'abbiamo votato, diciamo che ha cambiato molto le sue idee, come il MUOS. Prima aveva detto che lo doveva fare togliere, doveva poi bloccare tutto, invece non è stato così. E altre cose. Tu lo hai votato? No, Oggi lo voteresti? no. Quando è stato eletto aveva delle idee ben precise sui giovani, sul lavoro, sulla Sicilia, e invece non è successo niente dalla sua candidatura. Lei sfiducerebbe il presidente Crocetta? No, anche perché non vedo quale altra persona possa fare meglio di lui, considerata la situazione che c'è in Sicilia. Ritiene che sia più un limite suo quello di riuscire a portare avanti le proposte avanzate durante la campagna elettorale oppure ritiene che non sia sostenuto poi nel portare avanti queste battaglie? Molto più semplicemente credo che nessuno abbia la bacchetta magica, per cui ci vuole tempo per risolvere i problemi. Non ho fiducia più a nessuno. Sfiducerebbe il presidente Crocetta? Sì, Perché? perché sta facendo delle cose che mi piacciono molto, Tipo? tipo questi forestali per dire. Abbiamo noi tanta occupazione, però poche persone che trovano lavoro. Lei è uno dei forestali? No, io sono uno che cerco lavoro.